Tra i vari impegni che si possono assumere in parrocchia, quello del Consiglio per gli Affari Economici rappresenta un ruolo strategico sia per il reperimento delle risorse e la loro destinazione, sia nella collaborazione ad attuare le linee pastorali, tenendo vive anche le comunità più piccole della diocesi. A Carasco si sono riuniti i fabbricieri di tutto il vicariato di Sturla e Graveglia per un momento di confronto con il vescovo. Sono nata nella mia parrocchia, cerco di far crescere la parrocchia anche tra i giovani, i ragazzi, ad esempio le mie figlie, io ho 3 figlie abbastanza grandi ormai e cerco di coinvolgerle in questa attività per mantenere vivo anche i valori che ci hanno lasciato i nostri padri, per aiutare Don Federico nella sua attività e per far vedere che comunque anche se siamo piccoli piccoli noi ci siamo sempre. Le comunità dell'entroterra sono chiamate a fronteggiare da un lato il progressivo spopolamento del territorio, dall'altro la necessità di prendersi cura dei beni loro affidati. Le spese sono tante, bisogna cercare qualche modo per cimorare 2 soldini, abbiamo fatto dei bellissimi lavori, abbiamo fatto il piazzale della chiesa, stiamo ristrutturando l'altare di San Biagio che è il patrono della nostra parrocchia, cerchiamo comunque di mantenere viva questa realtà. Accanto alla fabbriceria in alcune comunità sono nati dei comitati festeggiamenti con i quali si è instaurata una collaborazione. C'è una collaborazione, c'è un'intesa perfetta in queste cose, sì, perché per le feste realizziamo un buon incasso che poi va alla parrocchia, diciamo, ma tanti lavori li facciamo come comitato più che farli come parrocchia, secondo le necessità che ci sono, le vediamo e appunto anche perché il comitato presta opera manuale anche tante volte, quindi a costo di un pranzo, ecco, del pranzo in quel giorno che si lavora o in quei giorni che si lavora, ecco, è bellissimo questo, voglio dire, ecco. L'incontro con il vescovo è stato motivo per rinvigorire il cammino e la missione da svolgere. Il vescovo tanto sappiamo che ha sempre una parola di indirizzo e di guida indispensabile.